Buongiorno Renzo. Professor Maggi, quanto È tempo, vero. professor Maggi, come Allora, sta? quale meglio frase di come stai tu? Io sono in fase alla tua, sono in fase di riabilitazione perché mi sono fatto male. Ecco, così spieghiamo il fatto che il nostro sprizzetto è stato un pochino in Il stand-by nostro per spritz un po' per un lungo periodo. per un lungo periodo è stato in stand-by perché mi sono rotto il femore e l'anca. Ho fatto Sì, una non brutta caduta. ti sei fatto mancare niente. Devo essere sincero, mi sarei fatto mancare tutto se fosse possibile. Però, visto che il nostro è un incontro per parlare da una parte delle cose buone e da una parte delle cose cattive. Cose buone, dopo un mese già cammini, già puoi dare il peso. T'hanno fatto la protesi all'anca e il femore rotto. Mi Quindi sono io rotto mi il ricordo una femore. volta che ti ingessavano minimo 40 giorni e poi dopo avevi bisogno per recuperare il muscolo un altro anno. Diciamo che la sanità ha fatto passi da gigante. Mi sono rotto il femore, in realtà si è rotta la testa del femore, per cui mi hanno messo una protesi, mi pare in titanio, e mi sono fatto male il mercoledì e il venerdì mattina mi hanno operato alle 10, 10 e mezza del mattino e alle 4 del pomeriggio mi hanno messo in piedi Caspita. per vedere se Allora, l'operazione. andando sul nostro sprizzetto, riusciremo secondo te a mantenere questo welfare? Perché poi effettivamente è un'eccellenza. Io ho avuto un amico che era indigente, aveva problemi economici, però ci ha fatto il trapianto del cuore con tutto quello che implica di spese per una struttura sanitaria. Cosa che non succede in altri paesi se non hai assicurazioni adeguate, eccetera. Ecco, Quindi, non bisogna prendere ad esempio gli Stati Uniti, ovviamente, nel modo più assoluto, il sistema americano. Bisogna invece mantenere la nostra è una riforma nata ai tempi della gloriosa democrazia cristiana, ma da tutti, devo dire che tutto il sistema deve essere migliorato, perché negli ultimi anni si sono tagliate molte cose sulla sanità, però diciamo che prendendo non una polemica, ma i numeri di questi giorni, visto che il recupero di coloro che non pagano le tasse è solo al 17%. e secondo te per far pagare le tasse cosa bisogna fare? Perché poi adesso ultimamente chi gira per l'Italia gli scontrini li fanno tutti. Onestamente una grande evasione non la vedo più. No, 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 ma Mm. questo è vero perché gli scontrini li fanno tutti. Diciamo che le aree di evasione che spesso la Guardia di Finanza individua sono le grandi società, spesso società straniere che se tu guardi i volumi sono cioè, il povero artigiano che si incazza con lui perché non Ecco, però sono cose nell'immaginario il enormi. grande evasore è l'artigiano che ha un operaio o Sì. il commerciante che non ti fa lo scontrino Sì, per la maglia, ecco. che poi sì, è il grande immaginario che bisogna cancellare perché la società si evolve continuamente e in realtà non è più così. Sai cosa? Perciò tornando alla sanità, la cosa di cui mi sono reso conto sono stato un mese, più di un mese in ospedale. Lo so. Quindi mi sono Sei, guardato, hai capito un po' di cose. intanto gli operatori sanitari sono straordinari e c'è molto meno personale di quanto servirebbe. Sì? Ah sì, perché negli ultimi 10 anni taglia il personale, adesso è. Però la cosa che non va bene è che eh, ci sono degli ottimi professionisti, ma diciamo il Veneto cura, il Veneto, la Lombardia, Emilia-Romagna, cura metà Italia. Ah, dice, essendo un'eccellenza, Perché essendo cura? nel circuito No, 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 nazionale, ma perché cura metà Italia? Perché purtroppo in parte del meridione gli ospedali sono ancora fatiscenti e quindi il cittadino giustamente chiede di poter. Quindi il ministro della sanità ha un compito straordinariamente non facile che è quello di
equilibrare, perché non è giusto che un cittadino calabro sia penalizzato solo perché è nato in Calabria. Come è giusto che il cittadino veneto non sia penalizzato perché non c'è lo spazio. Non c'è lo spazio, per cui ho 3 mesi di ritardo rispetto a un'operazione. Un prossimo sprizzetto capiremo perché, nonostante tutti i soldi che sono arrivati al sud, nonostante che la Sicilia stessa sia regione a statuto speciale, nonostante che il 100% delle tasse rimangono in Sicilia, nonostante questo, la situazione è così. È così. Why? Perché? Why? Allora, al prossimo sprizzetto. Comunque stai bene adesso? No, sto bene. Sei in recupero. Sono in recupero, ma dire che sto bene. Auguri Renzo. Grazie a voi, arrivederci, buona giornata.